Se Barbara viene a sapere di Carla, è la fine. Se Carla voleva sapere di Barbara, volevo dire a rovescio. Dritto o rovescio è sempre uguale. Vedi, io vivo con Barbara a Piazza Verga. Ah, una garçonniera. No, una vera casa. Hai due case. Una qui con tua moglie e una lì con la tua ragazza. No, tutte e due con mia moglie. Carla. Barbara ed io siamo sposati. Ma tu sei sposato con Carla, scusa. Anche. Insomma, avresti due case. Tu Sì. e due mogli. Tu. Io sì. Tu. Io sì. Ma più ci penso e più sono sbalordito. Anch'io sono sbalordito quando Ma io ci ti penso. consideravo un uomo tranquillo, un uomo normale. Oh Mario, perdonami, ti ho sempre sottovalutato. Preoccupi. Una specie di codice segreto. Ah, esatto, sì. Sabato con Carla. E se pa ba ma pre ca. Sera tardi Barbara, mattina presto Carla. Hai detto. E da de. Gatto dal veterinario. Alla scioltina. Oh sì, Una o due? meglio tutte. Sì. Ma tu neanche ci pensi a trovarti un lavoro sul serio, vero Walter? Veramente da oggi sto pensando seriamente di mettermi a fare il tassista, sai? No. Ma che cosa mi servirà un diploma di ragioniere se poi devo solo guidare un taxi? Oh, serve per registrare le entrate, le uscite, il mastro, la doppia. Oh, serve. Pronto? Sì, pronto? Stavo parlando? Sì, stavo parlando. E con chi? Ah, con me stavo parlando. Dai, è una seccatura non avere un telefono proprio. Però Mario mi ha detto che posso utilizzare il vostro. È per un lavoro, dai. Pronto? Ho sentito. Sì. Pronto? Parla Walter Fattore. Ah, lei è il fattore. Ma come ha fatto ad indovinare il mio nome, scusi? Capo, così esce sulla prima edizione delle Pronto? Pronto, parla il Fattore. Senta, dov'è mio marito? Tuo marito è andato al gabinetto, ecco. È successo qualche guaio? No, guaio no, sono sicuro che avrà fatto in tempo. Senta, io devo... Sì? Buongiorno, sono la signora Carla Rossi. Pronto? Commissariato? Chiedo scusa, volevo parlare col brigadiere Pascucci. Pronto? Ma cosa c'è? Ma non capisco se dove respiri affannosi. Ma sarà il solito maniaco sessuale. Ma che dici se ho telefonato io? Pronto? D'accordo. Pronto, parla Walter Fattore. Pronto? Io non capisco. Pronto? Hai visto io no? Pronto? Ma quale numero hai fatto? Ma questo è il 674 3105. Pronto, parla Walter Fattore, centrale, ci siete? Centrale, rispondete. 41, 42, 41, 42. Walter, pronto? Sì. Vi siete parlati? Sì, Certo. E quando? Quando cosa, scusi? Quando vi siete parlati, lei e mio marito? Beh, adesso, Fino adesso. E dove? Dove cosa? Dove vi siete parlati? Dove ci siamo parlati? Dunque, signora, io ero qui all'inizio. Sì. Lui era un po' più in là. E lui stava qui, all'incirca, all'impiedi, qui quasi. E io che l'ho cercato dappertutto. Ah sì? Sì. E dove ora? Ma chi? Qualcuno vuole un caffeino? Che ne è di mio marito? Sì, che ne è? Qual è la sua posizione? A che punto sta con la polizia? Walter è andato a scuola. Cosa? Sì, gli ho dato pane, burro, marmellata, l'ho messo sull'autobus e via. Tu stai dando i numeri? Signora? Sì. Suo marito è un eroe. Sì, però io sono venuta a guardare in una maniera orribile. Anche lui poi non è Vediamo. Uno per lei, volete bene? Uno per te, cara. Uno per lei, volentieri. E uno... Hai bevuto? Non mi pare di aver detto questo, cara. Ad ogni modo non è una cattiva idea. Cosa ne diresti di un goccetto, cara? Non
pensate, stamattina ne abbiamo passate troppi. Quante? Walter ritornerà dopo la scuola. Oh, Walterino, a meno che non abbia ripetizioni. Ma di che diavolo stai parlando? Brigadiere, lei ha vinto. Le dirò tutto. Ah, Oddio. Lascia stare, caro. Non potevo pretendere che durasse in eterno. Le dirò tutto, brigadiere. guardi Mi che- salvi chi può. se c'è qualcosa di illegale nella sua dichiarazione, chiami pure un avvocato, No, addirittura, brigadiere. No, stai calmo, tesoro. Non ti preoccupare, andrà tutto bene. Ma è di te che mi preoccupo, sai. Ah, è nobile da parte tua, caro. Dato che la faccenda riguarda te quanto me. Te quanto me. E non ci serve più un avvocato. Oggi non è più illegale. Scopiamo, Non vedo altra soluzione. Ma vieni via di lì. Lasciami stare. Vieni via Lasciami di lì. stare. Vieni via. Vieni via di lì. Ah, No, Boh, io ora giustamente cago, come stavo dicendo. Scusa, ma lei dove è? su, molto su. Massa Carrara. Oh, certo, non potevo sapere se non mai. Io sono di molto giù, di Massa Annunziata, perciò, ma non potevo sapere. Molto, ma ne potete dire che cosa vuole pensare? Che l'educazione ci ha insegnato, so mai, è bravo, Poco risocivo come monaco. Niente, professore, tutto calmo, tutto tranquillo. No. E ora che fatto scudolo dei piedi? Che cosa è, professore? No, assolutamente. Va bene, professore, perfetto, professore. Che poi? Qui è così. Voglio adoro volare. Ah, sì, cambiava. Sì, cambiava. Stiamo a fare tutte noi. Guarda, ma qua, questa sull'uomo 20 ore quando hanno che fatto perché avevo sviluppo che manco un po' di la cosa che bella non dovevo mettere fuori Ponendo a mezzogiorno a tramontare, che razzi. Oh, la grande razzi! Ah, poi ci sono 5 vasche da bagno. 5 vasche da bagno. Antonio, mi ci voglio fare un bagno tutti io. Sì. Ma magari io mi ci voglio fare un bagno. Sì, sganciamento generale. Che volete firmano sul senza giudizio e c'è tuo che possono fare compromettere all'uomo.
Rientra cugino, non si preoccupate che non ne compromettiamo per una parola scongiurata nella cifre. Segno e investiamo. Ma se voi avete il bicchiere una bocca, io state bevendo e io vi tengo la mano, io vi dico, carogna, niente me lo lascio. Voi che rispondete? Ma un carogna se vuoi. Non signore, non sono d'accordo, vedete? Quando io vi tengo la mano, la mia intenzione non è chiedere a stupire, ma è spartire un movino a metà con voi. Dalla quale voleva fare questa mogliera con le redesate lo zio canonico. Ma io rido, e dico, mentre che la provvidenza mi ha dato sto bicchiere di vino, io mi avevo tutto fare alla facciazza vostra e poi se potete parare come e quando volete. Cugino, ma siete sicuro che assumere tutto vostro? O nostro, O nostro? o nostro, Cugino, o nostro? o nostro. Ossia cominciamo e possiamo a finire. Ma se nunca sperarti un po' Monia! Monia! Cosa da faccio con me? Monia! Poi chi te lo dice sempre? Chi vuole? Figlio panaro! Ci sparo! Un panaro di Australia! Io scrivo tutti le righe e poi vanno le righe! Non ci fai, non mi fai! Ma che sta facendo? Non mi fai peccato per Natale! Buona tardi, io quando voglio fare! Un baccanaro! Pace, picchio e spirito santo! Ogni centro io solo canto! Da ognuno lo poteggio, da mia casa al tamburetto! E lo so che scongiura, che sta fuori la dittatura! E lo so che scongiura, che sta fuori la dittatura! E lo so che scongiura, che sta fuori la dittatura! No, buona state! Pace, picchio e spirito santo! Ogni centro io solo canto! E lo so che scongiura, che sta fuori la dittatura! Che sta fuori la dittatura! Ah! Corazza, disgraziato, oh! Figlio te, dopo che uno se ne va a fare a chiamare in bianco di questa faccia. Dopo che uno dice, a certo appaghiamo da risi e poi è pronto per essere picchiato. Figlio te, preso nel campo di battaglia per raccogliere il frutto del suo lavoro e che cosa c'è trovato morto? Ma solo la mia questa cosa non è che non Voi sempre niente, Quell'uomo da fiera che si è transicante
non si può cantare, ora c'è questa nuova speculazione, da sto cottiglio non si canta. All'interno per esempio c'è chi ha un like in testa perché sente sto civolo è una porta e se vuole scuola con una cantata, non signore, non si canta. Pipa di rara che è tabacco di fottia. Ora c'è chi ha un corpo di nervosa per esempio che se vuole fare una cantata, non signore, non si canta, non si canta, non si canta. Ma Saustino, facetemi un favore, va, cantate. Scuola tuo qua, va, cantate. Allora lei mi ha preso per burattino, scusa. No, io vi ho pigliato per malavocato. Perché dopo che vi prego con le buone maniere, la prima, la seconda, la terza volta, e a voi non capite niente, non sentite ragione da cantare per forza per dire che siete malavocati. E allora io ci dico una cosa. Cos'è quello? Perché? È l'ambione. E chiedo, Numero, e allora? e allora c'è l'ambione, e c'è il numero, il consiglio, il pubblico, e io canto. Quell'onda fiera aspetto andava sul cammino. E voi siete in facchino. Facchino, facchino, c'è lei, facchino, facchino. E gli occhi, bestia da fuori, sapete il coraggio. Chi è caffè chiesto? Signori. A me caro. Ah. Ma come ti senti una tazza di caffè? Magari io. Quanto c'è un'altra tazza? Gli apporto lo stesso, va, apporto lo stesso. I due, ora ci vorrà, Russo, mi raccomando, sempre non tagliati, la testa in terra, mi raccomando. Buonasera, che siamo qua. Ah, compari. Si faccio tre Aspettate. No, non mi aspetto, hai necessità di stare a ditta quando lo sangue mi cala nei bassi fondi perché l'hanno tantino agitato. E non sei un scinnegasto, da forno. Sbombecate che vi devo presentare a compare mio. Io avevo cascato da fuori. Piacere. Molto lieto. Il piacere è tutto mio. Cose, poi faccio da tagliare la faccia, faccio da tagliare, sosietevi, forza. Che è? Adesso che non sto... Bravo, lo fa piacere. Allora va dire. Cosa voleva dire? Io. Che siamo noi, signore lei. Commentatore, l'ho preso. Per lui. Piano. È lui, ci siamo. Bravo, portalo lontano, si raccomando, abbandona, non lo ammazzare. No. Non lo ammazzare che sono 7 anni di disgrazia, Portalo lontano, mettigli una benda negli occhi così non riconosce la strada. Vai, bravo. Ma che? Mossi Dodò! Mossi! Magari Dio questo moroto, abbiamo ma che fece? Chi è? Ha rubato? Peggio ancora, potevo avere lo stronzo. Ma che fece? Ammazzava il cocchiero, no? Non facete la così, allora ci fosse ancora aiuto, eh? No, sperate perché aiuto proprio non c'è niente. Non sapete? Don Serafino, io a sta carusa la conosco da quando andava che nascevo, a questa nascita diciamo, poi a Vatticai, e poi si fece la prima comunione, e poi a cosa mai. E come si suol dire mi ci sono affezionato e io la voglio bene come se fosse una sorella. Intanto vedete c'è da dare un forte dispiacere. Perché il cavaliere Totò Cardella è un emerito mascalzone. Ma che è vero? Scusate, vorrei un bicchiere di acqua, grazie. Acqua. Acqua. E che te ne vuoi acqua noi se te dice? No.
E che avete? Che vino, solo vino, scusate. Solo vino? E per avere un po' di acqua uno che fare? E poi per un po' di acqua, vedete stasera sta carata così che Chissà. picchiata a mano manca, e poi picchiata una cosa a mano rippa, e già c'è una fontana, che su pure acqua può essere che venite. Come su pure acqua? E chi ci scando che non ce n'è? No, io sicuro che non ce n'è. Ah, capito, buono.